Il lavoro è la storia di ciascuno di voi, è la storia di ciascuno, ha un volto il lavoro. Tutte le volte che il lavoro dimentica che è fatto di volti e quindi di storie di famiglie, di amicizie, di ambienti, appunto l'ambiente stesso del lavoro, di comunità. Il creatore stesso è un lavoratore, è raccontato in quel racconto così simbolico, certo, ha i tratti di un mito, ma dice, penso, una verità vera, che anche tutto questo scenario che noi abitiamo, l'ambiente, il creato, insomma, è frutto del lavoro del creatore. Parla in mezzo a 150.000 forme di formaggio il vescovo di Belluno e Feltre, un luogo scelto per il 1° maggio perché rappresenta un'eccellenza produttiva bellunese, perché lavora sul territorio con operatori che vivono nel territorio e che salvaguardano il territorio stesso. Mi pare che sia significativo che il 1° maggio non è una festa che abbiamo calcolato o che abbiamo proposto, è una festa che è venuta, penso, dall'esigenza davvero così, l'esigenza dei lavoratori e di riconoscere che il lavoro deve continuamente rigenerarsi nella dignità che esso stesso esprime. Un 1° maggio anticipato con un mazzo di fiori dedicato ai tanti, troppi lavoratori che perdono la vita nel luogo dove prestano servizio, in un 2024 iniziato perfino peggio di come è finito il 2023, in Italia, in Veneto, in provincia di Belluno. Un vescovo che a chi dedica i prodotti caseari la propria vita ricorda come lo avesse fatto anche lui per 3 mesi a 19 anni nella sua Crespano del Grappa. Sono stati 3 mesi impegnativi e quindi sì, mi sono misurato con il peso del latte, questi vasi che arrivavano al mattino presto e alla sera, sì, dopo la mungitura evidentemente, e poi con la vendita anche del formaggio mi sono trovato implicato in questa avventura che vedo qui adesso così cresciuta e così significativa.